Il referendum è importante perché è un referendum consultivo e quando si consultano i cittadini è un atto di democrazia. Il referendum è un atto di democrazia, parola del presidente nazionale dell'Associazione Comuni Italiani, che sostiene il voto del 22 ottobre in Veneto e Lombardia. Ma non tutti sono d'accordo. Il quesito che ci viene sottoposto non ci dice che tipo di autonomia si vuole realizzare ed è invece lì che si dovrebbe chiedere il parere ai cittadini del Veneto. Quale autonomia si vuole realizzare? Su questo il presidente nazionale ANCI, Antonio De Caro, non ha dubbi. Non stiamo parlando di indipendenza o di secessione, parliamo di autonomia prevista dalla Carta Costituzionale. Come declinare quella autonomia sia per le regioni ma anche per i comuni, perché anche noi vogliamo più autonomia, lo vedremo nel dibattito che si aprirà sicuramente subito dopo il referendum. Referendum inutile, invece, per il Comitato per l'Astensione, che non discute l'autonomia ma il sistema per raggiungerla. Non è che il referendum farà raggiungere l'autonomia, chiariamolo molto chiaramente. Il referendum eventualmente porterà il Consiglio regionale a fare il suo mestiere, cosa che doveva e poteva già fare, ovvero attivare una trattativa col governo. Sarà solo alla fine di questa trattativa, con una legge presentata in Parlamento e votata in Parlamento con una maggioranza qualificata, che vuol dire il 50% più uno, che forse avremo questa autonomia. E questo è un punto di vista, ma c'è anche chi sostiene che il risultato del referendum potrebbe dare più forza a chi dovrà affrontare la trattativa con il governo. Un referendum che parte da Veneto e Lombardia e che potrebbe estendersi ad altre regioni. Potrebbero chiedere altre regioni, ma credo che basteranno questi due referendum per aprire un dibattito nel nostro Paese.